quindi non ci saranno solo gli appassionati che seguono il Venezia Mestre tutto l'anno, ma ci sarà anche tantissima gente che vuole essere presente nel derby. Novembre 2010, ai microfoni di Antenna 3, l'Ultras del Venezia Matteo Zangrando parla a pochi giorni dal tesissimo derby con il Treviso, vietato dalle forze dell'ordine ai tifosi del Venezia. Meno di 2 anni dopo, Zangrando è accusato di qualcosa che va ben oltre il calcio. Sarebbe stato lui, secondo i carabinieri, ad aver aggredito con violenza 2 fratelli di Eraclea. Epilogo di una mattinata di follia andata in scena a Piazzale Roma. Le forze dell'ordine temevano da giorni per la sicurezza della gara fra Venezia e Mantova, partita blindata. Ma qui la violenza feroce è scoppiata al di fuori del Penzo e tra membri della stessa famiglia. Da una parte il gruppo Vecchi Ultras 1988, compagine sciolta ad agosto, estrazione di destra. Dall'altra il Gate 22, gruppo vicino alla sinistra. Uno scontro fra una quindicina di persone in pieno giorno durante il tragitto per il Penzo. È una scena sicuramente inusuale, molto grave per Venezia. Nell'attacco, che sembra un vero e proprio agguato, spunta un'arma, una spranga, un martello o forse l'asta di una bandiera. Un oggetto metallico, un corpo contundente che ancora non abbiamo rinvenuto, probabilmente è stato gettato lungo i canali della città storica veneziana. Di fatto a terra finiscono un 24enne e un 21enne di Eraclea, fanno parte dei Vecchi Ultras. Il più giovane ferito alla spalla e il fratello maggiore ha il cranio fracassato. I soccorsi allertati poco dopo lo trasportano d'urgenza in ospedale dove viene operato. Le lesioni alla testa sono molto gravi, il giovane fortunatamente sembra fuori pericolo ma rimane in prognosi riservata. Nel frattempo è scattata l'indagine dei carabinieri. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e il racconto dei testimoni puntano verso Matteo Zangrando, 28enne già colpito da un daspo, il divieto di andare allo stadio. Il giovane viene rintracciato e fermato in tarda serata. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Un'indagine tutt'altro che conclusa. Gli investigatori vogliono accertare le singole responsabilità di tutti i protagonisti della rissa e le motivazioni. All'origine del gesto ci potrebbe essere una vendetta per un passato scontro violento e altri indagati potrebbero aggiungersi nelle prossime ore al 28enne fermato. Le sue parole di 2 anni fa alla vigilia del derby col Treviso sembrano ora risuonare come una agghiacciante beffa. Una trasferta di pochissimi chilometri per poche centinaia di persone, dove le questure forse di Venezia e di Treviso non sono in grado di gestire un ordine pubblico, è veramente qualcosa di scandaloso.